Partita da Bassano in direzione Barcellona. Anche Bassano verso la Catalogna. Osservatori veneti saranno presenti domani a supportare i colleghi nel loro giorno più importante, nel giorno del referendum che chiede l'indipendenza della regione. Una data segnata sui calendari catalani, sulla quale il governo spagnolo invece vuole passare il cancellino, oscurando i siti, inviando i militari a chiudere i seggi. Sto raggiungendo la Catalogna come osservatrice internazionale per conto dell'AISEC, che è un'associazione europea. Andrò a vedere come avvengono le votazioni, sperando che queste avvengano in maniera democratica. Nessun paragone è possibile col referendum del 22 ottobre di Veneto e Lombardia, che consulta i suoi cittadini sulla volontà di richiedere l'autonomia allo Stato centrale, ma il ponte politico di fatto è già gettato, fatto di insoddisfazioni e voglia di rivincita. Ryanair ha informato che il nostro aereo è partito da Barcellona e dovrebbe riportarci là. È in ritardo appunto a causa di numerosi controlli di sicurezza in aeroporto. E qui sta l'altra differenza: in Catalogna si rischiano scontri di piazza e forse la guerra civile. Ci auguriamo che tutto si svolga nella massima tranquillità e che non ci siano problemi per la nostra incolumità e per l'incolumità soprattutto dei catalani.